gli riuscì i fascisti in Japan, perché erano anche dei spie, che le volte che chi fa spie, chi gli interessa da qua, gli riuscì in Japan Piero Masucco, a sera verso da quest'ora, alle 4 alle 5, e se gli vuoi Japan, passato Alberto, gli riuscì in Japarlo, perché gli erano fascisti anche da zero, chi sapeva dove che poteva essere. Perché questo Masucco era proprietario del mulino anche di Sant'Alberto, il mulino, ed era la personalità. Megalito. E io lo portai dentro, quando gli è riuscito a fare il paron, perché gli ha dato ospitalità, ma qua forza, i capannoni dei parti, di metà armi e roba ai partigiani, io pensavo che fosse complice. Io ho fatto, e in osteria gli ho fatto Baldoria. Io avevo sul frattempo io trascuravo un poco sto piano e poter girare per l'osteria, perché gli intendeva che però da osteria non c'è da fare. Complice ci sta si chiama Alfredo Tortora e l'osso che aveva tendenza anche a del fascista, era fascista, ma di qui che non aveva fascista, ma che era idee fasciste. E conosceva questo Piero Masucco, dentro in casa che era il sigillo del gabinetto. Sono un attimo così un'idea, e che accavava il sigillo del gabinetto. Piero Masucco è stato dentro sua menna, e che ha messo il sigillo e spagliò l'uomo. Tortora che aiutava, insomma. Sì, gatto la all'orto, Alfredo Tortora. Ma che l'osteria dove era? In piazza Sant'Alberto, che tutto ma adesso delle altri, stava sua. Quindi se si salva Piero è stato merito dell'orto. A parte che si ciappava all'orto, chi sapeva di sta roba, scopava l'orto, che era finito tutto. E che sa. Insomma, io ho fatto del vecchio, insomma, io ho fatto questi fascisti. Ha cominciato a cercare quei armi tutto il paese di Sant'Alberto dove ne sparì l'uomo e che ne sparì e io avevo sotto i piedi sua fogna da qua, che aveva fogna da qua.